Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Giorni rosa per la città di Brescia, ma anche per l'Università Cattolica, che ha voluto festeggiare il ritorno del Giro d'Italia nella nostra provincia con un'esposizione bibliografica per evidenziare lo stretto e fecondo rapporto tra il ciclismo e la letteratura. Andiamo insieme a vederla. Allora, come biblioteca abbiamo deciso di festeggiare il ritorno del Giro d'Italia a Brescia andando ad analizzare quelli che sono stati i rapporti fra la letteratura sportiva e il ciclismo, e che sono stati da sempre rapporti molto fecondi. La mostra ripercorre un secolo d'Italia attraverso le tappe del Giro, attraverso il Giro. Si parte dagli anni eroici del primo Giro d'Italia nel 1909 con le imprese titaniche di ciclisti che partivano nel cuore della notte e arrivavano al termine della tappa dopo tappe lunghe mediamente 400 km. C'è anche una parte introduttiva in cui si parla del piacere della bicicletta e dell'importanza che ha avuto la bicicletta anche nell'arte e nella letteratura. Per esempio, la bicicletta è velocità e i futuristi si innamorarono subito di questo mezzo di trasporto. Qui ci sono alcune immagini di Sironi, di Boccioni, un poema di Marinetti dedicato a Girardengo. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più santo, e dietro a quella curva è sempre più distante. La mostra continua andando ad analizzare alcuni momenti, ci sono i grandi duelli, quindi le grandi sfide per usare questa dimensione eroica dei grandi cantori, fra gli Achille e gli Ettore del ciclismo. Negli anni 20 e 30 Binda e Girardengo, poi Coppi Bartali, naturalmente, ma poi negli anni 60 il cannibale Merckx contro l'italiano Gimondi. Negli anni 80 abbiamo il dualismo fra Moser e Saronni, e si arriva poi negli anni 90 alla figura romantica ed eroica e tragica di Marco Pantani. In biblioteca abbiamo la parte più bibliografica della mostra. Abbiamo diviso in 3 sezioni. C'è una prima parte in cui abbiamo libri che parlano più della storia del Giro e della storia del ciclismo, con alcune immagini di repertorio, e poi c'è una sezione dedicata appunto a questi grandi scrittori che hanno cantato le gesta del Giro. Ecco, ci sono poi racconti di viaggio. Questo è un libro splendido di Anna Maria Ortese, sono racconti di viaggio, all'interno ci sono anche i commenti che lei aveva scritto per Epoca, legati anche questi al Giro d'Italia. E poi c'è un libretto di Curzio Malaparte dedicato a Coppi Bartali, in cui vede in Bartali l'ultimo esponente di una civiltà contadina che è sparita con la seconda guerra mondiale, e fa di Coppi invece l'operaio della nuova civiltà che emerge dopo la guerra. L'ultima sezione invece sono romanzi che hanno la bicicletta come protagonista, quindi il giallo su giallo di Gianni Mura, ma anche racconti di viaggio o piccoli trattati di filosofia della bicicletta, come Marc Augé o Alfred Jarry per esempio. E in questo modo ci si ricollega un po' a quello che era stato l'inizio della mostra, dove avevamo brani del primo Novecento che esaltavano appunto il piacere della bicicletta, e si ritorna nel nuovo secolo
e la bicicletta è sempre bella da frequentare, è bello andare in giro in bici. I ragazzi sono sempre più confusi su cosa fare dopo la maturità e così diventa sempre più difficile orientarli ad una scelta consapevole. È questo che emerge dal progetto Zattera, che ha visto coinvolte le due università cittadine e numerose scuole superiori, nato con l'obiettivo di individuare le cause della dispersione scolastica. Vediamo insieme il servizio. Cos'è il progetto Zattera? È un progetto che riunisce 10 scuole di Brescia e provincia, gli enti territoriali, comune e provincia di Brescia, le 2 università, lo IAL CISLA che però ultimamente è poco presente. È un progetto che vuole seguire i ragazzi dopo il diploma e che rivendica per questo monitoraggio dei percorsi di studio e di lavoro dopo il diploma come ruolo primario il ruolo della scuola al quale i ragazzi che i ragazzi hanno frequentato per 5 anni. Professor Brentari, come è stata effettuata questa ricerca? Allora, raccontiamo bene come funziona Zattera. È cominciato nel 2002 e tutte le indagini sono state cartacee, quindi sono stati spediti questionari a casa e gli studenti rispondevano restituendo il questionario. L'ultima indagine, invece quella del 2009, l'abbiamo fatta con un questionario online, quindi abbiamo spedito a casa una lettera in cui invitavamo gli diplomati a compilare il questionario tramite internet. Questo ci ha permesso sicuramente di velocizzare tutti i tempi, anche un tasso di risposta più elevato, siamo arrivati circa al 40% del tasso di risposta, e ci ha permesso soprattutto di elaborare i dati in tempi rapidi. Nelle altre indagini tutti questi dati devono essere digitalizzati con tutto il tempo che si perde per fare queste cose qui, e quindi è sicuramente un risultato buono ed è una strada aperta per il futuro. Professoressa Rosas, quali sono i principali risultati emersi dalle rilevazioni del progetto Zattera? L'indagine Zattera è andata a studiare parecchi aspetti e parecchie questioni relative all'orientamento e ai percorsi di studio e di vita dei diplomati. Io credo che il risultato interessante sia che i ragazzi sono sempre più confusi. Intanto riguardo alle scelte da fare, sia per quanto riguarda il proseguimento degli studi, la scelta del corso di laurea, sia per quanto riguarda il lavoro. Non è colpa loro, si può dire. Sicuramente oggi il mondo è un po' più confuso. La differenza, il peggioramento che c'è stato tra i diplomati 2005 e 2006 ci dice che la difficoltà è legata a un cambiamento, a una maggior confusione sia del percorso universitario che si può capire dall'esterno, sia anche a una maggior difficoltà di inserimento, un cambiamento velocissimo e a una crisi del mondo del lavoro. Quindi un primo risultato è questo: è sempre più difficile orientarsi, e quindi i ragazzi tra l'altro fanno delle scelte sempre più articolate. Sono sempre meno, possiamo dire, i ragazzi che dopo il diploma, qualunque sia stato il percorso di studi seguito in precedenza, scelgono di fare solo l'università. Per il resto noi possiamo vedere che anche come risultato l'accesso al mondo del lavoro dei diplomati dell'ultimo anno della nostra indagine è stato ed è dilazionato nel tempo, cioè sono sempre di più i ragazzi che trovano lavori precari, lavori provvisori. Questo perché il mercato del lavoro oggi non offre molto di più di questo che non la precarietà.